E infatti allora sta per cominciare la gara, ricordiamo i roster: Bassano schiera Mauro Dal Monte, Mattia Baggio, Filippo Menon, Nicolas Barbieri, Michele Panizza, Victor Crespo, Andrea Scuccato, Giacomo Tumelero, Diogo Neves e Davide Merlo. In panchina c'è Luis Nunes che da 3 partite ha preso il timone della squadra, tiene nella tradizionale maglia giallo-blu, risponde con Marco Ripoli, Andrea Brendolin, Andrea Dalle Carbonare, Pietro Luoti, Enrico Sperotto, Davide Piroli, Giorgio Casarotto, Marco Ardit, Jesus Sola e Davide Pertegato tra i pali. In panca anche lui da subentrante abbiamo Gaetano Marozin, che è un ex di passata, molto di passata, come dire, all'acqua di rose per quanto riguarda qua Bassano. Seguiva intanto l'attacco di Scuccato, la prima conclusione che va fuori. Gli arbitri sono Filippo Fronte di Novara e Luis Ide di Breganze. Per quanto riguarda i quintetti in pista, lo stemma Bassano ovviamente tra i pali a Mauro Dal Monte, gli esterni sono Diogo Neves, Scuccato, poi Crespo e Barbieri, quindi Panizza ha utilizzato come, diciamo così, primo cambio. Per quanto riguarda Tiene, in porta c'è Pertegato, poi gli esterni sono il numero 55 Gesù Sola, il numero 11 Casarotto, poi se non andiamo errati Brendolin e Piroli. E quindi insomma c'è una partenza chiaramente vivace da entrambe le squadre, ma nessuna delle due ha intenzione di scoprirsi. Perché la posta in palio è altissima e quindi è evidente che cercheranno entrambe di spingere sul gas, ma come dire, con oculatezza, anche se nel nuovo, ecco qua, set, attenzione, contropiede 2 contro 1, possibilità a Crespo e non serve subito Scuccato, c'è un ritardo, possibilità invece poi non si intendono, sono esattamente Piroli e, se non sbaglio, Casarotto, che non hanno trovato poi la combinazione giusta. È un cliché che si ripete spesso, Fausto, cioè, Luis Nunes chiede combinazioni rapide, grande velocità offensiva e movimenti a 1000 all'ora per quanto riguarda proprio la fase d'attacco. Sì, mentre Tiene risponde teoricamente con una difesa un po' in pressione, mentre a inizio stagione queste squadre erano caratterizzate per una difesa un po' più bassa. Bassano non ha più proposto la zona tattica che aveva adottato con lo Scandiano, al debutto con lo Scandiano di Luis Nunes. Intanto c'è il primo cambio. È uscito Brendolin che ha preso una pallinata in faccia, se non sbaglio, uno scontro. Comunque un paio di ripartenze chiuse male, sia un 2 contro 1 Bassano con Crespo e Diogo mi sembra, e dall'altra parte Tiene un 3 contro 2 che non si è chiuso perché il compagno che seguiva non è andato a rimorchio. Esatto. E quindi comunque ecco, per il momento pochi tatticismi, e hai detto bene tu, hanno alzato entrambe le baricentro. Perché? Ma perché devono andare a guantare punti e c'è bisogno quindi di maggior coraggio, di abbattere un po' la paura, anche perché il tempo stringe e quindi le sfide si fanno più delicate. Del momento, come dire, di passare all'incasso per tutte e due, altrimenti si fa tremendamente dura e la stagione potrebbe assumere tinte molto molto fosche. Giocati in questo momento 2 minuti e 40 secondi e 45, ancora 0-0, i falli sono, se non sbaglio, 1-1, adesso verrà probabilmente assegnato, anzi se 2 falli, secondo fallo per Tiene, 0 per Bassano, possesso per Bassano che ripropone con Barbieri chiama in causa proprio Scuccato, fischiato blocco irregolare, un po' come nel basket, e quindi si ripartirà con, oltre che il primo fallo assegnato a Bassano, col possesso a Tiene. Nel frattempo i tifosi di Tiene si stanno scaldando l'ugola. Per quanto riguarda invece Bassano, c'è la curva è un po' più vuota del solito e bisogna capire. Attenzione, possibilità, il gol di Diogo Neves su un errore difensivo. Minuti giocati, 3-17, una sbavatura assolutamente evitabile della difesa giallo-blu, ne ha approfittato. È scivolato di Piroli, ha perso il controllo, infatti sta toccando la ruota o il tampone. Sì, infatti è stato una sbavatura, diciamo così, tecnica, per così dire, con probabilmente un mancato appoggio da parte di Piroli. Ne ha approfittato Diogo Neves con il gol dell'1-0 da distanza ravvicinata sul
errore tra virgolette di Piroli, che è stato tradito dalla ruota d'appoggio, e quindi Diogo Neves è stato freddo e glaciale a bollare da par suo, da distanza ravvicinata, togliendo il tappo della tensione a Bassano, un 1-0 che ha un valore balsamico per quanto concerne proprio lo status emotivo della formazione di Nunes. Dicevamo appunto, mentre Bassano continua ad attaccare, dicevamo della curva che è in misura minore rispetto al solito, molto per la situazione infrastradionale. Bell'intervento di Dalmonte sul piazzato. Si lancia il contropiede. Attenzione, possibilità, può chiudere, e c'è però un aveva fallo. fermato il gioco il signor Esatto, Ide. Tiene a riproporre i 2 contro 2 con il taglio di Jesus Solner. Sì, adesso sono ribaltamenti di fronte continui. Il gol ha avuto il potere di veramente stappare la partita, che adesso procede veramente come una bibita gassata, perché è veramente effervescente. Per quanto concerne, diciamo, e così chiudiamo il discorso della curva, il giorno infrasettimanale ha tolto molto presenze. Non è chiaramente una bella idea di giocare al martedì, bisogna tornare più che mai al sabato finché si può e si deve. E poi c'è anche un po' la curva stessa che non sempre ha condiviso la gestione, la politica del club, allora c'è anche un po' di dissenso. Bisogna vedere se, come l'altra volta nel secondo tempo, poi gli ultra si faranno sentire come loro solito. Torniamo in presa diretta per vedere l'attacco di Bassano, che adesso è chiaramente un filo meno frenetico, perché l'1-0 ha tolto un filo di responsabilità. C'è e poi la conclusione di Barbieri alta, reclamava un fallo Diogo Neves, non se ne fa nulla, si ripartirà col possesso di Pertiene. Cosa cambierà anche se l'1-0 nell'hockey non apre nessuna voragine, Fausto, quindi c'è tutto il tempo e lo spazio per Tiene, tanto più che appare in palla, per rimettersi in carreggiata. Sì, cerca di tenere il ritmo alto e gioca sempre con la punta davanti alla porta molto bassa. Bassano invece sceglie il possesso, ma un possesso rapido, fatto di accelerazioni continue, possibilmente conclusioni rapide. Mi pare particolarmente ispirato Diogo Neves, si è incuneato un paio di volte in area in maniera pericolosa. Sì, nota a margine, ancora una volta Gaetano Marozin si conferma come il tecnico e il coach più elegante di tutta la Serie 1 per distacco ormai da anni. Non ha mai completini, pur che sia, lo vedremo raramente in tuta. Intanto c'è stato un attacco, ma non c'è stato poi la volée finale da parte di Tiene, e non hanno accompagnato l'azione di Piroli, perché era un'azione efficace. Assolutamente, quindi c'è la ripartenza da parte proprio di Crespo. Crespo prova a portarsi a spasso il marcatore diretto, offre un cioccolatino a Diogo Neves, che stavolta è meno pronto del solito a smazzare poi la volée sotto rete. Ha fatto una eccellente azione, sì. Crespo dietro la gabbia, veramente portato a spasso l'intera difesa giallo-blu. Tanto sempre il giro a 3 di Tiene, con stavolta Torres di punta, prima era stato Casarotto. Sì, fallo di squadra, un altro blocco irregolare. Questo sono 3 falli Tiene, 1 Bassano. Ricordiamo il punteggio, Bassano avanti con la rete segnata al 3,17 da parte di Diogo Neves su, dicevamo, un infortunio, nel senso proprio di scalogna pura da parte di Piroli, che non ha trovato l'appoggio col pattino sulla ruota e si cercano sempre Crespo e Diogo Neves ancora, prima Neves per Crespo, poi sì. Adesso Crespo per Neves, cercano sempre questo gioco a due di cercare il compagno sul secondo palo. Sì. È una tattica che l'abbiamo già vista anche con lo Scandiano. Tra l'altro, Fausto, mi pare proprio la scelta un po' di Nunes di spostare Diogo Neves in prima linea, per così dire, mentre nel passato era un ruolo che era toccato di più a Scuccato. È vero che c'è intercambiabilità di ruoli, sì, però sì, nelle intenzioni dello scacchiere Diogo gioca più avanti. Infatti, e quindi ha voluto evidentemente Luis Nunes dare maggior profondità alla propria squadra. Sfruttare le capacità tecniche, certo, di un giocatore che comunque ha un gran tiro, certo, e grandi capacità di palleggio. E intanto Dalmonte mura bene l'attacco da parte dei Tiene, è stato rapido Dalmonte
Nel frattempo si fanno sentire i supporter giallo-blu, sanno l'importanza della posta in palio ed è evidente che recupera una buona palla Crespo. Attenzione Crespo, cade, c'è rigore. E c'è il rigore, anzi no, fuori area, è dato considerato fuori, quindi c'è la punizione. In un primo tempo sembrava indicare il dischetto, invece ci sarà una punizione. Dischetto lungo anziché dischetto esatto, è un dischetto, comunque un tiro diretto, e quindi sì, è una buona opportunità per Diogo. C'è un brutto cliente per Diogo Neves, perché certo. Davide Pertegato è un signor portiere. Pertegato è un dritto, assolutamente. Di tiro. Bravissimo. È rientrato col gambale Pertegato, aveva fatto una buona giocata Diogo, sì, ma è stato bravo. Ha neutralizzato Diogo Neves da gran califfo, assolutamente, Davide Pertegato. È una opportunità per Bassano che sfuma, che poteva, come dire, rifiatare o sospirare un attimo. Adesso è eccellente Pertegato col braccio destro a deviare, a sporcare la traiettoria di Neves. Se sale in cattedra da Pertegato sono dolori per Bassano, e ovviamente festa per Tiene, perché sa di poter contare su un muretto tra i pali. Sicuramente l'anno scorso Tiene ha dovuto molto della salvezza, esatto. E quando è in serata sa essere ispiratissimo e diventa un problema poi bucarlo per gli altri, quindi Bassano non è riuscita a capitalizzare l'opportunità del break, dell'allungo, che avrebbe significato tantissimo. Non si può nemmeno mettere in croce Diogo Neves, che era fatto stato una buona abile, giocata. Esatto. Quindi sono più sicuramente i meriti di Pertegato rispetto all'errore eventuale di Neves. Ancora sì, a cercare sempre l'imbucata in area, è vero. Attenzione ancora, si cercano, come dici te, si trovano anche spesso e combinano felicemente Diogo e Crespo. Sì, ha fatto buona guardia Pertegato. Pertegato sì, non si è fatto assolutamente abbindolare dal gioco dietro porta di Diogo Neves. Trascorsi quasi 10 minuti, la botta da fuori, ci mette sempre il gambale Pertegato, che va comunque a sporcare e a intercettare tutte le traiettorie. E adesso Tiene riparte con Casarotto, che è stato giocatore e allenatore fino alla decisione di chiamare Maruzin all'inizio di questa stagione, certo. È protagonista assoluto degli ultimi anni del Tiene. Tiene ha fatto spesso l'altalena tra le 1 e le 2, e a guidarla è sempre stato Giorgio Casarotto, che è sicuramente un atleta e un tecnico fra i più importanti del panorama vicentino. Ma sicuramente, tra l'altro è un profondo conoscitore dell'ambiente, credo che nessuno attualmente possa conoscere la realtà tienese come lui. Nel frattempo vediamo col computo dei falli, c'è un time out, 2 falli Bassano, 3 Tiene, trascorsi 10 minuti e 09, quindi c'è il time out chiesto da Marozin, che ci vuole parlare un po' su, vuole ragionarci e magari alzare un po' i ritmi. Ha già inserito Luotti, già un altro cambio, non è più rientrato Andrea Brendolin, che ha avuto quel problema all'inizio match, mentre Bassano non ha fatto ancora sostituzioni. Cambi, probabilmente è pronto al prossimo giro, toccherà a Panizza dare un po' di fiato a qualcuno, e quindi è una situazione per Bassano. Averla sbloccata incide tantissimo, non aver raddoppiato, bisogna vedere se costituirà un contraccolpo, ma al momento non sembra. E la tensione è comunque palpabile, perché qui ci si gioca veramente una fetta importante di stagione. Sì, si gioca tantissimo, anche perché d'accordo, dopo il campionato è lungo, dopo questo, dopo quella col San Rigo, però c'è anche un calendario che si impenna per Bassano, perché dopo ci sarebbe Viareggio, c'è il Monza in casa, poi arrivano tutte i carichi da 11, quindi Valdagno, Forte dei Marmi, Lodi, in mezzo Vercelli, insomma, dopo di gare accessibili ce ne sarebbero non più di 2 secondo me per Bassano, il resto sarebbe veramente... Ma se non arrivano risultati in queste 2 partite, poi bisogna pensare che ogni partita bisogna andare a prendere punti come si fa, e non si sa, ma si deve fare. Infatti, però adesso è prematuro, perché sono passati appena 10 minuti da questa partita. È ancora lunga. Commentiamola e divertiamoci, perché comunque si tratta di sport. Certo, questo in modo più assoluto. Seguiamo Barbieri, poi Diogo Neves. Ancora c'è un fallo appunto di infrazione. Questa è di Bassano. L'infrazione è sicuramente evitabile.
e adesso si rimette in moto proprio i giallo-blu di Tiene, Luotti che proprio manovra, è entrato, poi ancora chiama in Torres causa davanti Torres, Casarotto, all'area fermo. c'è il giro palla prolungato, probabilmente Torres opera da pivot, sarebbe il pivot del basket, certo. va a prendere posizione, poi magari chissà dopo farà anche buon uso del piede perno, stiamo chiaramente scherzando, però in realtà appunto in realtà c'è una valutazione che viene poi valutazione tattica che poi è quella, perché serve un po' da intimidatore, un po' d'area per quanto Bassano riguarda, fa la difesa ai pali, cioè quando l'uomo è dietro porta, però se la palla passa è un problema. È già successo con Valdagno sì, si era già visto ed è una caratteristica tattica che non è sicuramente entusiasmante per il coach. Attenzione. Certo. Vediamo adesso, c'è un fallo, attenzione. No, una palla addosso. No, probabilmente sì, sembrava anche un coltato, adesso Crespo si prende una discreta pallinata, appunto una palla alta dal fase iniziale. Interviene il dottor Diego Ave. Sarà cambio obbligatorio. Vediamo adesso, infatti Michele Panizia si sta preparando, dice di stare giù. Intervengono anche le addette della Croce Verde, è chiaro che non ci voleva, perché era partito molto bene. Adesso aspettiamo, poi c'è anche il fisioterapista Ongo e lo stero staff sanitario al completo. Auguriamoci che si tratti solo di una botta senza conseguenze diverse da un po' di stordimento. Il pubblico applaude, forse l'ha preso negli occhi. Sì. Per quello, se si era all'altezza degli occhi, quindi era una palla di Diogo Neves. Sì. Che tutto voleva fuorché far male al suo assolutamente, compagno. il suo tra l'altro partner d'attacco, e quindi l'auspicio è che si tratti veramente con la pit stop, con ghiaccio addosso, non ci siano appunto conseguenze superiori. Va a controllare comunque Diego Ave, che ricordiamo è anche medico del Vicenza Calcio. Adesso è entrato Panizia, si vanno a sincerare staff medico a bordo campo la situazione reale, anche Luis Nunes va a controllare, cerca di capire cosa si tratti per sapere se può contare sul giocatore a breve oppure no. Appunto l'auspicio per Bassano e per la spettacolarità dell'incontro che si tratti di poca roba e di un semplice pit stop. Vanno un po' tutti, va anche il magazziniere Scuro. Intanto riparte, attenzione, c'è subito un'opportunità per Panizia, che la sbuccia non con Tiene non riesce più ad attaccare con continuità come aveva fatto nei primi scampoli di match. Adesso vediamo Piroli, che sicuramente gioca uno dei giocatori più ispirati. Prolungato il giro palla, attenzione. Bravo Diego Neves. Chiaro che cambierà presumibilmente l'assetto, ci saranno Panizia e Barbieri dietro, con Scucato che si sposta avanti. C'è un discreto nugolo di persone vicino a Victor Crespo. Mi viene da ipotizzare qua dall'istante che magari ci sia una qualche lacerazione o qualcosa, una ferita magari da risolvere con una sutura, vedremo, o magari semplice bende e ceroto, lo scopriremo tra un po'. Comunque c'è mezzo mondo e l'intero staff attorno a... Attenzione, e c'è il gol, la deviazione, con una deviazione la rete di Tiene, trascorsi tiro di Piroli che così si riscatta dall'errore del primo gol. Piroli ha trovato il gol, c'è stata una deviazione forse di Barbieri che abbiamo visto, comunque minuto 11 e 57, 1-1. il pareggio di Piroli, un tiro che sembrava quasi accompagnato, apparentemente innocuo, e la deviazione c'è parsa di Barbieri che ha tradito anche Dal Monte. Va vicinissimo subito poi al raddoppio Bassano. È probabile che più che il 2-0 mancato, Bassano ha patito il contraccolpo dell'uscita di Crespo, che come dicevi te stava dando tantissimo, una grossa mano, quindi Tiene avrà sull'onda dell'entusiasmo, mentre Bassano deve... Attenzione. Poi servizio pessimo, in effetti. Recupera palla Barbieri. Vediamo. Sarà un rigore per un fallo ai danni di Diogo Neves. Lanciato a rete.
e va a spiegarsi peraltro con Piroli, il numero 8 Piroli fronte. Rientrato Crespo a tempo di record e va a tirare il rigore lui, incredibile. Adesso vedremo l'esito del rigore. In ogni caso già adesso complimenti vivissimi allo staff medico di Bassano che a tempo di record ha rimesso in piedi Crespo in tempo per il rigore. Vedremo l'esecuzione. Crespo potrebbe essere fatalmente stordito dalla botta di prima, se non altro all'attenuante, ecco. E c'è Davide Pertegatti in porta. Vediamo Crespo. Il gol! Crespo, mamma mia! Una legnata in testa, eppure lucidissimo al minuto 12. Esce subito. E... No. 12:35 perché deve rientra per completare la medicazione. Questo è fantastico, proprio un pit stop eccezionale. Che era importante, incredibile, ritornare il vantaggio e soprattutto vedere sapere che comunque Crespo è lucido e che ha posto attenzione. Piroli fa un'ingenuità pazzesca, gli va di lusso perché ha tenuto la stecca di Scuccato, poteva addirittura essere sanzionato col blu. È vero, gli è andata bene. 2-1 Bassano che si è riportato in vantaggio. Intanto ricordiamo i falli: 3 Bassano, ha segnato adesso 5 Tiene, partita fatalmente fallosa perché la posta in palio, l'abbiamo detto, è altissima e quindi è chiaro che ogni giocata ha un peso specifico altissimo. Quindi Tiene ha capitalizzato l'uomo davanti alla porta dal fastidio. Sì, nel gol del pareggio. Chiaro, perché ha oscurato la visuale a Dalmonte e ha ispirato al negativo la deviazione. Sì, perché chiaramente guarda ancora questa esatto. conclusione c'era Sola pronto. Luotti qui a recuperare una buona sfera per Tiene. Attenzione ancora la formazione giallo-blu e Piroli è il giocatore più ispirato, nel bene e nel male sta decidendo la sfida. Sta facendo, purtroppo ha fatto anche il fallo del rigore, il primo gol per l'infortunio che non dipende da lui, poi ha pareggiato e ha trovato il gol con la complicità involontaria chiaramente di Barbieri che ha sporcato la deviazione. E insomma adesso vediamo che si sta chiudendo la medicazione a Crespo che sta rifiatando in panchina dopo gran giocata. C'è stato un tiro ardente. Non si è fermato Andrea Scuccato, ha continuato la corsa. Si fosse fermato c'era un assist al bacio di Diogo decisamente Neves. Ancora Barbieri, forse tenterà la conclusione, poi serve il compagno, serve Panizza per Scuccato cerca il compagno libero, si fa vedere, prova la botta, poi si è messo in proprio Scuccato che la conclusione della media distanza è una delle sue caratteristiche. Ancora Scuccato prova l'1 contro 1, poi serve bene Panizza, buona la giocata anche di Michele, si è girato però c'è un passaggio indietro errato e riparte Tiene. Ancora conclusione di Piroli che è veramente tarantolato, cerca di entrare in ogni possesso e su ogni pallina. A San Rigo la sfida l'ha orientata lui, certo. Portò in vantaggio il Tiene, poi raddoppiò, è stato uno dei giocatori più decisivi in quel Panizza poi un po' troppo allarga il compasso e la conclusione non è esemplare. Vediamo se poi Nunes deciderà presto di riattivare Crespo che peraltro il suo l'ha fatto benone, è entrato flash per battere solo il rigore e bollarlo e poi l'ha tirato molto bene. Infatti lui ha una percentuale oltre il 50% nei tiri da fermo. Victor Crespo e nell'hockey moderno questo vale già di per sé un capitale. Ancora Piroli a portare palla, giocatore ovunque, oggi è un tuttocampista. Poi palla riparte Bassano con Scuccato, ancora Scuccato, la conclusione poi a cercare, ha affittato il tiro, voleva servire Diogo la recupera, vediamo ancora Diogo poi non si intende con Scuccato, forse a volte troppo e non si intendono, loro devono assorbire e metabolizzare l'assetto e soprattutto i dettagli di palla che va vagante, poi esserci il pareggio di Casarotto. Gran gol, si aspettava forse un fischio sulla palla vagante. Casarotto è stato rapido a colpire col 2-2 al minuto 15:53. Il gol di Casarotto su una pallina vagante, ci aspettavano forse un fischio da rigore probabilmente Bassano, e comunque Casarotto ha risolto i problemi da un passo
a bollare il 2-2. Una partita sicuramente interessante. È entrato nel frattempo Crespo. Parte tiene, attenzione, passaggio impreciso di Vuotti per Piroli. Vediamo, c'è il fallo, il quarto fallo. 2-2, un match sicuramente rovente e bollente, era prevedibile. Qua diciamo incide tantissimo proprio la tensione nervosa e gli stati d'animo, si vedono come cambiano da un momento all'altro, cioè nel senso che ogni gol accende una squadra rispetto all'altra, e quindi bisogna saper gestire anche queste situazioni emotive ed emozionali che possono poi indirizzare il match. Andiamo adesso col possesso per Tiene, Luotti, Casarotto. Vediamo ancora la formazione giallo-blu che fa un lungo possesso, una circolazione prolungata, poi cerca di farsi vedere proprio sola, interviene in anticipo Barbieri. Vediamo proprio Barbieri che porta palla, chiama in causa Scuccato. Ora Crespo, quindi Barbieri ancora. Perde una pallina, è andato a intestardirsi su un'azione forse paratona di Dal Monte. È vero che il tiro forse non era particolarmente angolato, ma era molto potente, quindi bravo Dal Monte a sventare la minaccia. Minuti giocati in 17:05 di un primo tempo pirotecnico sì, non ha tradito le attese assolutamente. Quindi, e comunque ci sono tutti gli ingredienti di un match ad alta tensione, perché è un botta risposta continuo. Adesso magari la pallina si spera di recuperarla prima di domani mattina, arriva adesso, e quindi ci sarà un possesso per Tiene. Ricordiamo i falli: 5 Tiene, 4 Bassano, è ancora lunghissima sul computo dei falli. Ancora Piroli a manovrare da play per i suoi. La conclusione è un diagonale pericoloso. Sì, perché ha tirato raso a terra, insidioso. Attenzione, c'è spazio. La conclusione è stato arbitro. No, è stato Jesu Sola. E vediamo adesso Casarotto, poi ancora Piroli. Piroli veramente è il giocatore più tecnico, sì, sta vivendo la partita più ispirato, con come se fosse un match finale di Coppa, ma fatte le debite proporzioni, questo è un match finale di Coppa perché vale tantissimo ed è letteralmente indemoniato, nel senso migliore del termine. C'è poi un contatto, viene fischiato il sesto fallo a Tiene e ci sarà anche un time out, e ancora Marozin vuole parlare un po' con i suoi. È evidente che è un match in cui finché nessuno riesce a prendere in mano davvero le redini è apertissimo. Alla fine i valori della classifica non tradiscono, e quindi 9 punti contro 6 è normale che ci sia equilibrio, anche perché Bassano adesso non sta nemmeno poggiando sul fattore campo. Perché c'è la curva che è silente, e oltre che in gran parte assente per i motivi che avevamo detto prima, a vedere se il secondo tempo si ripopolerà oppure no, e quindi è chiaro che è come se si giocasse quantomeno in campo neutro, ed è alla fine, siccome poi sono i particolari dettagli a decidere, questi dettagli stanno sicuramente pesando nell'economia del risultato di Bassano, mentre Tiene assolutamente dentro la partita, ha i concetti giusti in testa. Presumo anche che sia questa la partita che aveva preparato Marozin. Paradossalmente è quasi più spensierato, tra virgolette, in senso buono, il Tiene, che sa di poter contare quasi su un risultato solo, mentre Bassano, che ha un po' la pressione addosso, deve capire di dover gestire questo fardello. Intanto seguiamo l'azione di Crespo Oliva, che comunque si è ripreso alla grande al di là del rigore segnato. Vediamo ancora Crespo prova la conclusione, non interviene subito Panizza. Era difficile perché la conclusione di Crespo era stata deviata. Sì, è stata deviata, quindi non poteva avere il controllo Michele. Ancora Tiene in possesso di sfera, c'è Casarotto chiama in causa l'onnisciente Piroli, poi Luotti, il giovane assolutamente promettente, ma
ormai è una certezza, ormai è una certezza, fa parte della cantera del tienese, è vero. Assolutamente, giocatore che sta crescendo e lievitando di stagione in stagione. Attenzione ancora Piroli, la conclusione di Piroli che ha provato a sfruttare ancora una volta l'effetto selva di gambe davanti a Dal Monte. Entra Diogo Neves, è entrato al posto di Barbieri. Diogo Neves a cercare la scintilla, a cercare la diversa qualità offensiva per Bassano, che deve provare a rimettere il nasino avanti, non è affatto semplice. Gran giocata e ancora bravissimo Pertegato in un paio di occasioni di puro istinto. Una palla vagante c'è andata con una sola mano Michele Panizze e ha risposto presente Davide Pertegato. Bravissimo Pertegato, dimostra di essere guardiano di vaglia. E ancora attenzione, possibilità di controtempo per il Tiene. C'è poi un rientro difensivo in qualche maniera di Scuccato a scongiurare il peggio. Mancano 5-14 al termine della prima frazione, 2-2 lo ricordiamo, un match delicatissimo. Due squadre che hanno bisogno di successo. Tiene l'ultima vittoria, è un po' più recente con il Sandrigo. Bassano ha battuto anche Vercelli. Oltre ad aver battuto il Vercelli, appunto dico un po' più recente, mentre Bassano si va alla notte dei tempi, si va proprio alla sfida d'andata col Sandrigo, quindi si parla praticamente esatto, quasi 3 mesi fa, quindi sono tutte situazioni che pesano tantissimo. Attenzione, la conclusione, gran parata di Pertegato su Victor Crespo che l'aveva indirizzata giusta, possibilità del parte Bassano. Ancora Crespo, Panizza, la conclusione col caschetto in qualche maniera. Pertegato dimostra di essere sempre vigilissimo. Ancora l'altra conclusione, c'è una deviazione, Bassano sta alzando i giri, c'è Pertegato che sta facendo dei voli, il muro, non è una novità perché dicevamo è un estremo difensore di gran qualità. È chiaro che Bassano deve prendersi qualche rischio, vuol far passare la bufera perché poi colpire nel momento più opportuno per il giallo-blu. E intanto 3,54 i falli, ricordiamo 4 Bassano, 6 Tiene. Torna a tessere la sua fitta ragnatela Tiene, cercando poi di sbilanciare e far muovere la difesa di Bassano, Fausto. E comunque sempre con la punta davanti. Esatto, che va a creare sempre a girare fastidio a tre davanti l'uomo davanti alla porta. 3 che girano, l'uomo davanti alla porta. Sempre la situazione tattica che fin qui ha pagato. Nel modo più assoluto, perché tiene più che mai in partita, aggrappato il 2-2. La conclusione, niente da fare per Crespo, che prova a battere da ogni posizione. Pericolo a fil di palo, ancora se non sbaglio Piroli. Attenzione, Diogo poi si allarga un po' troppo. Aveva lasciato sul posto il difensore, aveva fatto un ottimo cambio di passo. Anche qui Scuccato, bravo. Gran botta, ha fatto una gran cosa, poi non ha centrato la porta. Bravo Scuccato, prova ad andare in pressing adesso, sì, decisamente, soprattutto come si era liberato del controllore diretto. Prova sempre con quei tiri accompagnati, Tiene, che creano un mare di problemi a Dal Monte per il momento, molto attento, perché sono quei tiri che sbucano all'improvviso, e questo per un portiere è veleno, e quindi è chiaro che adesso in qualche maniera la formazione giallo-blu prova a essere lei per prima a mettere il naso avanti in questa partita, a cercare il break che darebbe una montagna di fiducia alla formazione ospite. Adesso Bassani invece la recupera, vuole essere lui a chiudere magari la prima frazione in vantaggio, che sotto il profilo psicologico avrebbe valenza enorme. Diogo Neves, ancora la conclusione, bravo, è comunque a proteggere il suo palo Pertegato. È una bella giocata. Decisamente, sul piano delle giocate e delle intuizioni, ma anche delle idee offensive, è indubbio che Bassano stia producendo tanto. E adesso fa entrare Brendolini, il suo asso di briscola. Giocatore che può essere appunto il briscolone, perché ha una visione, un fiuto del gol ragguardevole. 16 reti sin qui. Quindi è chiaro che lo scorso anno Steccadorina 2. Incide tantissimo, giocatore che ha enormi qualità, a mio modo di vedere. Piroli, intanto 1,31.
siamo nella fase conclusiva di questo primo tempo, 2-2, poi ammortizza Dal Monte. Vediamo adesso, proverà questo attacco Bassano, c'è Crespo che è ipermotivato, è carico a palla, poi fin troppo perde la maniglia nel momento cruciale, va a difendere Scuccato, ci mette una pezza, in qualche maniera va a prenderci un fallo intelligente Scuccato. Questa è la migliore azione della partita di Scuccato, perché ha evitato un contropiede sanguinoso ed è andato a prendersi un fallo con grande intelligenza. Non era semplice, qua bravo sicuramente buon Andrea e Victor Crespo che deve contenere i suoi slanci, perché sì. È chiaro che è apprezzabile la voglia, è straordinario, è un giocatore che ci tiene, però insomma serve attenzione, sì, soprattutto stasera, anche perché lui è recidivo adesso, senza voler gettare sale sulla ferita, ma con lo Scandiano questa è una bella giocata. Per una gran giocata non c'è stata la deviazione per un soffio di Panizza, intanto entriamo negli ultimi 32 secondi di gioco, ci sarà l'attacco e l'ultimo possesso presumibilmente per Tiene. Vediamo, ci sarà anche un fallo di Bassano, il quinto fallo, 26 da giocare sul tabellone. È un match delicatissimo e adesso più Tiene passa il l'ultimo tempo, possesso, probabilmente tenterà la conclusione sul fil di sirena. Vediamo adesso recupero invece pallina Crespo che voleva farsi perdonare l'errore di prima. Attenzione Diogo, la conclusione fuori di poco, la recupera ancora lui, 15 secondi. C'è un intralcio, si sono contesi il possesso e in effetti per troppa smania Bassano deve limare questa frenesia, perché potrebbe essere controproducente. Così 13 secondi, pallina per Tiene che probabilmente andrà fino in fondo. Vediamo la conclusione da fuori, la recupera in qualche maniera, mancano 4 secondi, vediamo se c'è spazio per un ultimo tiro. Panizza deve tirare adesso, lo fa in questo momento, era anche un buon tiro, para per Tegato. 2-2 di questa prima frazione e direi, Fausto, siamo in perfetta linea col clima da match salvezza. Sì, il risultato si può dire sostanzialmente giusto, magari Bassano ha avuto qualche conclusione in più, ma Tiene si è rivelato avversario ostico e pericoloso e ben organizzato in pista. Sì. E allora con questo 2-2 parziale di primo tempo e un secondo tempo tutto da vivere, davvero da adrenalina pura, vi aspettiamo tra qualche istante. E peraltro non serve sottolinearlo, il futuro del club è legato indissolubilmente anche alla permanenza in Serie 1 della squadra, quindi capite anche voi quanto è importante non solo per Tiene ma anche per Bassano conservare la categoria. Parte il secondo tempo, 2-2, andiamo subito in presa diretta per raccontare questa sfida veramente rovente. C'è la conclusione e il gol sulla ribattuta. No, signor Luis Suaide annulla per fallo di pattino. Vediamo, sì, forse ha annullato il gol, c'è stato un tocco di pattino e quindi gol annullato per Bassano. Peraltro il fischietto breganzese ha visto, era piazzato bene, non ha avuto esitazioni, sì, allora tra l'altro le proteste di Bassano sono state ridotte al minimo, anzi qualcosa di meno, e quindi proprio loro per primi avevano intuito che c'era qualcosa di irregolare. Andiamo allora all'attacco di Tiene, stesso tema tattico, giro a 3 con la punta davanti. Con la punta davanti a fare da torre e a diciamo così disturbatore in senso buono, e prova in qualche maniera a resistere sulla conclusione Victor Crespo, che si sdoppia anche da portatore di pallina. Adesso con meno di un tempo da giocare, ogni situazione può essere quella decisiva o comunque in grado di incanalare la match in un senso o nell'altro. Andiamo subito a vedere questo attacco da parte di Victor Crespo. Crespo si fa vedere Diogo Neves vicino, Crespo studia il piazzamento dei compagni, attende anche il rientro dei giocatori di Tiene per liberare spazio per un compagno. Non arriva poi la giocata, c'è possibilità di contropiedi in velocità, anche se poi rientra tempestiva la difesa di Bassano. Giocati 1 minuto e mezzo questo secondo tempo, 2-2, ancora Casarotto per Piroli sono diciamo l'assetto di centrocampo per quanto riguarda Tiene, due giocatori che hanno esperienza, mestiere, che sanno come si fa. La curva nel frattempo ricomincia a tambureggiare, nel Bassano è Panizza il giocatore prescelto per stare adesso in panchina e poi entrare cammin facendo. La conclusione
attenzione, recupera la palla proprio Victor Crespo, si fa vedere Diogo Neves, ancora Crespo e Neves a duettare. Barbieri la botta da fuori, Barbieri prima conclusione da parte sua pericolosa, ha tirato quasi dal parcheggio, veramente una randellata, bravo Pertegato che ha dimostrato di essere non solo un sultanone dei pali da distanza ravvicinata ma anche dalla lunga a 1000 occhi Pertegato. Sì, sta tenendo i piedi suoi sicuramente. Comunque Attenzione, Dal Monte in 2 o 3 occasioni quell'assetto tattico lì di Tiene con la punta davanti è molto fastidioso per il portiere, mette in difficoltà. Tra l'altro appunto è una soluzione che hanno adottato in tanti contro Bassano, l'ha fatto, dicevi tu Valdagno, possibilità, ha preso il portiere traversa. Ha preso appunto l'asta Diogo Neves perché la pallina è ribalzato sul corpo del portiere, poi è schizzato sopra l'asta. E diceva è quasi fotocopia del primo gol. Ah sì, quello sì. Capitalizzato una palla da dietro porta. Ancora Barbieri, vediamo se riproporrà la conclusione da fuori, preferisce servire un compagno e azionare la manovra di Bassano. Bassano al netto della tensione sta giocando discretamente. Sì, no, ma infatti bisogna dire che sul piano della velocità sta lavorando bene, quindi è indubbio che c'è la palla persa, però il padre tiene in contropiede 4 contro 3, attenzione Piroli, conclusione ribattuta 2 contro 2, poi adesso interviene il non aggancia il gol di Barbieri ha sfondato da Torello sotto porta, l'ha portata dentro questa pallina quando sono trascorsi 3 minuti e 29. Nicolas Barbieri ha chiuso il contropiede di Bassano. Si becca il warning, è vero, sì, perché allontanato, credo abbia, perché Oreo deve aver allontanato la palla o qualche protesta. Sì, no, penso magari sì. Ci sta forse probabilmente qualche protesta, qualche parola di troppo che gli è uscita per sfogare la tensione nervosa. Barbieri ha chiuso il contropiede e ha portato Bassano sul 3-2. È stato curioso perché c'è stato rimpallo e lui si è avventato per primo. Si è avventato per primo, ma attenzione Piroli davanti alla porta del Monte, ancora doppia conclusione, bravo Piroli. In quel caso la veemenza di Barbieri, che ha un fisichetto da Torello, è stato decisivo. 3-2 Bassano si riporta avanti, vediamo se ci sarà ancora ping pong. La reazione di Tiene che 3 volte sotto, il Tiene 2 volte ha riagguantato il risultato, vediamo se ci riuscirà anche stavolta. E vediamo invece se Bassano potrà essere magari un filo più rilassato, ma temiamo di no. Chiaro, nella situazione del Bassano è sempre meglio trovarsi avanti che sotto. Anche palla vagante, ci è arrivato per primo Andrea Bredolin, ha trovato l'impatto. Conclusione da fuori, il gran gol Casarotto, mamma mia che legnata, una bordata impressionante. 10 minuti trascorsi, 4:29, sempre il 29 che ritorna dopo un minuto esatto, il missile di Casarotto, doppietta per Casarotto e per 3 volte, scusate il colpo di tosse da meteo, per 3 volte il Tiene ha riagganciato Bassano, quindi grande temperamento. Ancora va vicino Diogo Neves, bravo Pertegato di puro istinto a sventare una partita che è veramente presissima. Concedendo il tris Casarotto stavolta era più accompagnata, non di pura potenza, molto precisa però. Prima sì, quella molto precisa, e prima ancora pericolo Coscucato. Adesso veramente non ci sono, si va a briglie sciolte, non ci sono, appunto, non c'è canovazzo tattico, in certi casi salta totalmente l'assetto. 3-3, davvero situazione incandescente. Comunque i tiri da fuori sono stati una costante dalla media distanza da parte di Tiene, perché come dicevi tu ha sfruttato la soluzione dell'uomo sotto porta, o meglio davanti al portiere, sempre a sporcare la visuale.
lì la conclusione di Giorgio Casarotto è stata veramente bella. È notevole, ha frescato proprio, è andato a spolverare l'incrocio. Attenzione. Non arriva intanto Scuccato. È una palla alta. Adesso poi è fondamentale però anche per la frenesia, ma vale per tutti e due, non scoprirsi poi in maniera eccessiva, perché poi diventa sempre più complicato andare a recuperare l'avversario col tempo che scorre. Adesso un gol inizia a incidere, a pesare tanto, perché comincerebbe a pesare. Sì, in tutti i sensi. Il tiro di Scuccato deviato, ricordiamo i falli: 5 Bassano, 7 Tiene. Vediamo adesso proprio Scuccato, cerca una giocata notevole. Buona guardia per Tegato, però. È entrato Sperotti intanto nel Tiene. Esatto, ora Crespo. Nel Tiene doppietta, ricordiamo, di Casarotto e gol di Piroli. Per quanto riguarda Bassano, le reti segnate da interpreti diversi: Barbieri, Crespo e Diogo Neves. Diciamo che nel Bassano tra i protagonisti mancano ancora i gol di Scuccato e Panizza, se vogliamo fare un conto di alfieri e titolarissimi. Si cercano sempre Diogo Neves e Vito Crespo dietro porta. Inserimento di Barbieri ora. Adesso Crespo controllo di Crespo, che però gli viene bene. Ecco, c'è un fallo. Piroli che va a commettere l'ottavo fallo. Attenzione, momento delicato. Nono fallo. Ingenuità di Piroli. Sì, tra l'altro lampante, perché doveva permettere all'avversario di battere la punizione. È stato precipitoso, perché in questa fase del match andare a commettere un fallo di squadra così diventa sanguinoso. Vediamo se poi viene annotato il nono, oppure se è stato abbuonato, per così dire, perché l'arbitro l'aveva indicato in effetti fronte. Vediamo, infatti, esatto, nono fallo, 2 falli in 2 secondi, indubbiamente evitabili per quanto riguarda. Piroli ha sbagliato, ha avuto per troppo avvenenza, per troppo pathos, esatto. Attenzione però, recupera pallina. Conclusione a fil di palo, voleva subito rimediare a quell'ingenuità. Ha buoni tiratori Tiene. Sì, anche perché l'assetto da fuori di Tiene, cioè con l'uomo davanti e poi la possibilità di andare a colpire. Attenzione. Bella la combinazione di Neves e Scuccato. Ha fatto buona guardia per Tegata ancora una volta. La stecca. Era una buona opportunità. Trascorsi 7 minuti e 5 secondi, 3-3. Partita veramente accesissima. Prova a recuperare una sfera Diogo Neves, attenzione Crespo. Non è riuscito a filtrare il passaggio per Scuccato. Ricordiamo che all'andata, attenzione, la Crespo in qualche maniera e qui la riperde, troppo precipitoso Vito Crespo. Adesso la recupera, vediamo, c'è lui l'1 contro 1 con l'avversario, prova la conclusione, non riesce, la recupera, poi c'è. Reclama Nuto, non reclama niente, lo reclama solo il pubblico. È una battaglia senza esclusioni di colpi. Adesso davvero le squadre non hanno filtri. 9 falli a 5. Ricordiamo che nella partita d'andata il Bassano si impose alla distanza, cioè fino all'inizio del secondo tempo. Tiene era avanti e poi Bassano ha rovesciato letteralmente la faccenda. È uscito Sperotto, è entrato il Luotti per Tiene. È chiaro che il pareggio nella circostanza potrebbe agevolare più Bassano, perché in quel caso nell'eventualità di un arrivo in parità avrebbe la migliore classifica avulsa, ma sono conti da fare più avanti. Adesso è ancora presto. Vediamo, mentre la curva sta spingendo i ragazzi e Piroli invece sta spingendo i suoi. Piroli sta spingendo i suoi, come è giusto che sia, perché è veramente sta preparando Baggio, dei leader della squadra. C'è Mattia Baggio che ha segnato un gol importante a Braganze. Eccola lì. Attenzione, non chiude, poi in qualche maniera dal Monte. Disattenzioni difensive che Bassano non si può permettere. No, anche perché Tiene sa capitalizzare, l'ha dimostrato. Vediamo ancora la conclusione. Scuccato
deve però contenere il desiderio di fare gol. Bassano rischia di sfilacciarsi, di scoprirsi, e quindi deve mantenere il più possibile un assetto corto. Per quanto entra Baggio per Scucato, cerca di preservare, far girare gli uomini Nunes per avere contributi, risorse e fiato da tutti. Conclusione di Diogo Neves, c'è un fallo anche questo di Crespo, magari evitabile, però sesto fallo, era un fallo in attacco di Crespo. Attenzione, si fa vedere. Attenzione, ha trovato il gol. Trova il gol. Ha Bravo trovato il gol Torres. Sola. Torres Sola, gran gol. Bravo. 4-3 al minuto 9 e 14. Prima volta in vantaggio Tiene. Sì. Con Torres Sola che ha trovato dal dietro porta il gol del 3-4. Adesso qua conta molto la condizione proprio emotiva. Si prova Baggio subito. Baggio deve cercare Bassano di non farsi travolgere, come dire, dagli eventi, perché la bagarre non porterebbe a nulla. Vediamo ancora, Tiene sull'attacco di Bassano, va a recuperare pallina. Momento molto molto delicato. E adesso Bassano deve provare a rimettere, per la prima volta è lui che deve rincorrere, deve trovare la soluzione per rimettersi in sesto. Vediamo adesso Tiene che adesso ha meno frenesia, non se la prende troppo calda, come giusto che sia, gioca anche un po' più sul cronometro, perché l'obiettivo di portarsi avanti l'ha ottenuto e deve essere Bassano a darsi una mossa. Vediamo cosa succederà. Adesso recupera in qualche maniera Crespo, vediamo se Nunes ha in mente qualche cambio. No, non c'è né Panizza né Scucato che possono entrare. Va a recuperare una pallina Baggio, attenzione, poi Diogo Neves, vediamo se è il 10° fallo, ci pare. Possesso per Tiene, Infatti Mattia Baggio che reclamava qualcosa, probabilmente cercava un contatto, invece time out per Bassano. Adesso è Luis Nunes che vuole ragionarci un po' su. 14:25, è ancora lunga, però questo è un segnale. Tiene avanti, ha sfruttato al meglio l'opportunità, è stato meno frenetico di Bassano e questo incide tanto, vuol dire tantissimo in una gara. È stato bello il gol di Torres che è rientrato sul primo palo, aveva fintato di andare dall'altra parte ingannando un po' Barbieri che era andato su di lui, è vero. Non è riuscito a chiudere sul suo palo. 14:25 da giocare in questa gara, quindi primo vantaggio esterno con Tiene avanti 4-3. I falli 6 Bassano e 9 Tiene, quindi al 10° scatterà comunque il penalty per Bassano, però intanto arrivarci col vantaggio giallo-blu cambia molto. Vediamo adesso come Nunes avrà voluto impostare questo lungo scorcio di gara, non siamo neanche alla fine del terzo quarto di gara e quindi Bassano prova a rimettersi, come dire, in sesto, mentre Tiene giocherà anche col cronometro. Vediamo adesso l'attacco Piroli, poi va a recuperare Sfera, possibilità, attenzione, si fa vedere Baggio, il gol, Mattia Baggio, pareggio preziosissimo in contropiede. Mattia Baggio, l'assist di Diogo Neves, se non andiamo errati, minuto 10 e 48, gol di Mattia Baggio che è stato bravo a salire a rimorchio e a trovare il 4-4 sull'assist di Diogo Neves e toglie veramente la scimmia dalla spalla del Bassano, che era precipitato in una situazione mai così grave nel corso della stagione. Quindi veramente il gol di Mattia Baggio è un sospiro di sollievo per Bassano, ma è ancora tutto aperto e quindi è nel gioco del ping pong di emozioni, una rincorsa che tiene fede alle aspettative della vigilia, un match che è rovente. Adesso la conclusione da fuori è anche un gioco di stati d'animo, Fausto, perché prima Bassano era in difficoltà, si notava, adesso vediamo se troverà nuova linfa, mentre Tiene
non se la sentono di fischiare il 10° fallo. No, infatti è una situazione anche questa un po' particolare, psicologica, particolare anche per gli arbitri, perché hanno capito l'importanza sì. di quello che c'è in palio. Il posto in palio è delicata. Abbiamo 9 falli contro 6, attenzione Luotti, Casarotto, poi Mura bene dal Monte. Vediamo Barbieri, Diogo Neves. Crespo si mette in proprio ma viene deviato, murato anche lui. Ancora Barbieri. Ha tentato l'assist per Diogo Neves. Barbieri, Baggio galvanizzato dal gol, poi preferisce servire un compagno. È stato bravo perché era freddo, sì, non era semplice, non era scontato. Si è posizionato bene sul secondo palo e ha mandato a memoria, se vogliamo, una di quelle combinazioni offensive chieste da Nunes. Barbieri, 12-27. Possesso adesso tiene 4 pari, ricordiamo, match veramente incandescente. Un capitale importante. Questo decide tanto della stagione, prova adesso, tiene a riportarsi sotto, lo fa con Giorgio Casarotto per Piroli, ancora Casarotto, sono i 2 leader nominali della squadra, è andato Baggio su Casarotto, poi adesso Luotti, ancora Casarotto, poi sbuccia un attimo sfera ma arriva lo stesso Piroli. Vediamo ancora Piroli, quindi Casarotto, giostano soprattutto loro 2, i veterani. Secondo per i 40. Vediamo. La seconda posizione, scaduto il tempo. Anche qua si gioca sui 45, adesso squadre meno baldanzose perché sempre per il vecchio discorso di prima. Il tempo stringe, ogni errore pesa al doppio, possibilità. Victor Crespo è stato bravo per Tegato, adesso va a coprire Diogo Neves a cercare, è sul raddoppio, ancora deve stare attento poi non andare nel incaccio della pallina, attenzione, è messo male il ginocchio, attenzione, ha messo male il ginocchio, andare ad aggredire, vediamo se vedere se si tratta di un problema muscolare o invece di una torsione innaturale. Victor Crespo purtroppo per andare ad aggredire sulla balaustra, e questa ci pare una roba un po' più seria, non è la sua serata, e questa veramente è una cosa che non ci voleva, e a sperare che si tratti forse di più di una sensazione di proseguire, sua, però adesso dovrà fare il cambio. Forse si è preso chiaramente timore perché ha sentito comunque girare, a sperare se si tratti di un fastidio così del momento. Entra Scuccato per Crespo, non è veramente fortunato. Sì, ha avuto eccesso di forza. Sì, perché è andato a contrastare una pallina in raddoppio. La voglia assolutamente di aiutare la sua squadra. Attenzione qui, Scuccato, un errore clamoroso. Mamma mia. Cosa c'è? Vediamo. No. C'è un warning? Vediamo. Warning, fallo di squadra, 10° fallo di squadra contro il team. E quindi adesso si produce il 10° fallo, non crediamo che stavolta Crespo andrà ancora a battere. Secondo me ha punito sostiene sia su simulazione l'azione di Torres che fa segno invece di essere semplicemente caduto, eventualmente anche in un contrasto. E quindi c'è il 10° fallo, stavolta non rientra Crespo, che però forse si pare stia meglio, sarà Diogo Neves. Non è di solito Crespo a tirare le punizioni, ma in questo caso esatto è il Diogo Neves. Crespo di solito tira i rigori. Vediamo Diogo Neves per Tegato. Ancora giocare alla finita. Il gol! Diogo Neves! Gol del sorpasso, 5-4. È un gol anche questo di capitale importanza. Bassano passa dal 4-3 al 5-4, ha rovesciato la faccenda al minuto 13:58. Diogo Neves rispetto a quella che ha tirato nel primo tempo
ha alzato la palla stavolta, quindi a eludere l'eventuale rientro con il gambale di Pertegato. Comunque l'ha tirata da manuale. Ah sì, sotto la curva, non ha voluto tradire i suoi tifosi Diogo Neves, e adesso torna a fare quello che ha fatto meglio fino adesso, cioè rincorrere ed agguantare. Vediamo se riuscirà anche questa volta nell'impresa e prova alla stessa maniera. Sì, con la conclusione davanti e Torres a fare bene. Adesso rispetto alle altre esibizioni di Tiene, questa sera la squadra gialloblu ha giocato a un ritmo sicuramente più basso. Ah sì, però è anche vero che potrebbe alzare i ritmi nel finale. Adesso attenzione, forse non ne ha bisogno, perché se Bassano non alza l'intensità difensiva sì, sono è questo, ma credo che l'avvento di Nunes ha portato una diversa formula offensiva, hockey ad altissima velocità, conclusioni a volte anche non facili, a discapito dell'attenzione. Però dopo l'attenzione difensiva, chiaro, lascia qualche volta a desiderare. Del resto è una coperta corta, non è che si possono fare i miracoli, però in certi casi deve sapere anche Piroli, bravissimo, badare alla sostanza. Cosa ha fatto Dal Monte? Ha sventato la minaccia, scongiurando il peggio con una gran prontezza, con un rinvio veramente spazzando ogni pericolo, a liberare l'area. Nel frattempo ci pare che stia molto meglio Victor Crespo, però il pit stop serve probabilmente per rifiatare e magari anche per rilassarsi un po'. Sì, soprattutto la tensione, la muscolatura, gli eccessi esatto, di foga, perché forse per troppo amore per questa maglia. Assolutamente, no, si sta sbattendo alla grandissima Victor. Stiamo parlando di uno sicuramente dall'attaccamento di colori incommiabile, è bravissimo anche nell'allenare le giovanili, si è proprio introdotto bene la realtà bassanese. È verissimo, sta dando il 120%, non gli si può dire nulla. Adesso, così come Diogo Neves con me sfondi una porta aperta, un ragazzo, io non mi stancherò mai di dire, lo scorso anno per un errore con l'Odi, ripetiamo, quindi non con una squadra di pari livello, ma di livello ampiamente superiore, l'ho visto in lacrime, quindi quanto ci tiene va sicuro che mai ho visto uno straniero addirittura in lacrime per un errore di una partita di regular season, quindi la dice lunga sulla statura morale di questo ragazzo. Ancora Diogo Barbieri prova a servire Scuccato, era difficile da controllare, però è stato bravo a tentare. Attenzione adesso, perché comunque Tiene si è già riposizionato, pronto con le sue bocche di fuoco e con l'uomo davanti alla porta. Esatto, 8:38 da giocare. Nel frattempo non è ancora rientrato Michele Panizzo, bisogna capire se è una scelta tattica di lui, anche se Baggio sta facendo bene, per carità, ma vedere se è una scelta tattica o magari un guaio fisico lo scopriremo dopo. Comunque di aver dato fiducia a Mattia Baggio, e Mattia lo sta ripagando, assolutamente. Ricordiamoci il gol del 4-4 in un momento delicatissimo. Vediamo ancora è lunga, lunghissima, eterna, è infinita. La botta da fuori, ha cercato Scuccato, c'è una deviazione 8:05, Casarotto, sì, per poter fare una stagione un po' più tranquilla è vero, di questa con l'acqua alla gola. La scorsa stagione era uscita la distanza, attenzione, sta per andare in contropiede Diogo Neves. Ci sta comunque, perché adesso pericolo. Stavano contenendo il possesso, certo. Hanno fatto bene un I falli, ricordiamo, sono 10 Bassano, che ha già usufruito del suo 10 Tiene col Bassano, che ha usufruito la punizione, e 6 Bassano. Diogo Neves 7:35, 5-4 per Bassano. Barbieri, match infinito. Adesso sì, perché dopo si andrà nella fase bollente ancora di più, dopo ogni contatto potrebbe essere quello decisivo. Ancora falli, sta a 6, dopo al limite spenderne qualcuno più avanti, forse il Pristino presto, più avanti può cominciare a spenderne qualcuno. Questa è un ottimo inserimento. Ancora è stato bravo Pertegato a stoppare. Si sarà inserito bene Mattia Baggio, coi tempi giusti, era entrato veramente tagliando benone. 6:57 ancora Diogo. Entra adesso Crespo per Barbieri, quindi Crespo ci pare pienamente recuperato. Ancora una volta il duo Diego Ave, il fisioterapista Longo, hanno rimesso in piedi Crespo quasi a tempo di record. Siamo molto spaventati.
Il gol di Scuccato. Bravissimi. L'avevi chiamato Ottima prima, giocata, gran giocata, si aspettavano probabilmente la finta, un gol rientro sul primo palo, dietro bravissimo, porta di Diogo Neves, assista al bacio, però Andrea Scuccato ci ha creduto. Assolutamente. 18-24 e Scuccato si iscrive anche lui al registro dei marcatori E scava un piccolo solco che è adesso 6-30 mini e break, tanta roba 6-4 di un match così equilibrato significa tanto. Scuccato ha pescato la conclusione, probabilmente si aspettavano, c'era la difesa del Tiene che si era spostata sul lato opposto, pensava che Diogo completasse il giro dietro porta, e invece smazzata per Scuccato, e Scuccato ha indovinato il pertugio. È un momento importante del match, anche se questo 6-36 è lunga, può succedere di tutto, però almeno sul piano psicologico Bassano acquisisce certezze, soprattutto del Bassano per il momento va apprezzata la capacità di reazione. Sotto 4-3 poteva vedere tutto grigio, ha piazzato invece un break di 3-0, un break interno di 3-0 che significa tanto. Adesso è chiaro che è un'opera che deve essere completata ed è ancora appunto molto molto lunga. Sì, anche perché Tiene non demorderà, come è giusto che sia. Adesso, ovvio, non l'ha mai fatto nel corso della gara, è sempre stato bravo ad aggredire, a mordere, a stare appiccicato al match, a dare anche avanti, e quindi è chiaro che adesso forse va a prendersi qualche rischio, ma probabilmente lo farà negli ultimi 2-3 minuti, se sì, ancora presto. Ora continuerà a produrre il suo gioco, che è stato anche estremamente fattivo e redditizio, certo. Per esempio qui questa palla sicuramente difficile. Adesso la curiosità è vedere se Bassano continuerà a far prevalere l'aspetto offensivo. Bravo Mattia Baggio, si è dato fuori da un raddoppio da dietro porta. Mica facile. Palo pieno. Questa era l'ipoteca sul match. Sì, questa sì, sul piano soprattutto psicologico avrebbe potuto stendere Tiene. Palo pieno di Diogo Neves, candidato alla maglia di MVP, sì. Diogo Neves, gol e assist al bacio. Esatto. Attenzione, qui però c'è un 3 contro 2 di Tiene, recupera Diogo in qualche Neves, maniera sempre lui, attenzione Crespo. Attenzione Victor allanga, è stato bravo Torres a non andare a contrastarlo per non commettere fallo da rigore, e a Victor Crespo è stata solo la trottola con un tiro largo. 5-26, Tiene ci prova per rientrare subito nei giochi della partita. Casarotto tiro da fuori, l'ha fatto prima, è andato vicinissimo. Ancora Crespo poi pretende un po' troppo, si scusa, infatti tutti, è il limite di Victor Crespo. Sì, che ogni tanto eccede, esatto. Attenzione, poi non c'è il rientro difensivo, infatti Crespo è riuscito a fare in questa unica azione un eccesso di foga in attacco, poi si è dimenticato il suo uomo, e quindi ha rischiato, meno male si è messo una pezza dal monte. 4,50, palla persa, la recupera, vediamo se c'era probabilmente un fallo, blocco irregolare di Crespo. Bassano deve stare attento anche a questo, nel settimo fallo. Assolutamente, deve stare attento proprio anche ai dettagli. 4,48 e alla lunga l'intensità difensiva. È quello, adesso è il momento di badare probabilmente più alla sostanza e cercare un assetto difensivo, esatto, fare possessi lunghi. Assolutamente quello, però vedersi nella mentalità di Luis, che Luis sarebbe un offensivo, nasce così. Siamo d'accordo, ma stasera sì, quest'anno deve salvare il Bassano. Esatto. Lo spettacolo può ci aspettare, risentiamo. Anche se stasera le giocate sono state anche spettacolari. Era della serie, appunto, prego ripassare sullo spettacolo. Vediamo ancora Bassano, 4-18, spinge Diogo, la gran conclusione, gran parata, palo. C'era sembrato un attimo sul caschetto. Il rumore era quello. Era quello, pensavo che fosse sul caschetto di Pertegato, che ne ha parate diverse stasera. Ha preso il secondo palo personale, il terzo di squadra. Con la traversa in nel secondo tempo. Terzo, esatto. Attenzione qui, Mattia Baggio. Peccato. Bravissimo Pertegato. Bravo Pertegato, sì. Perché non si è fatto sedere, quindi bravo. Qui c'è un potenziale contropiede di Tiene, la conclusione di Piroli, bravo Victor Crespo a metterci il pattino. Attenzione. Ancora Pertegato bravissimo su Crespo. Però qui c'è il primo momento di scoramento di Tiene, perché qui Casarotto non ci ha creduto su quella palla, era un potenziale contropiede e si è fermato. Un buon segnale per Bassano.
tiene però non deve demordere. Anche perché 3:22 c'è ancora tempo per qualsiasi risultato. Anche perché purtroppo Bassano non ha capitalizzato queste occasioni. Tra l'altro, che era quello che avrebbe dovuto fare per mettere una sui pali pietra e tombale. sul contropiede. Adesso la recupera. Attenzione, Crespo. Pattino. C'è il fallo di Pattino. 3 minuti da giocare, ancora lunga. Sarebbe lunga anche a 1 minuto con 2 gol di scarto, forse a 20 secondi no. Tutta la foga di Luis Nunes è nel masticare un po' più veloce il chewing. Sì, è vero. Esemplare. È vero. Lui è l'imperturbabile Luis, quindi c'è da imparare da lui. Assolutamente. Perché qui si sta giocando la salvezza. E c'è tranquillo. Lui è molto, trasmette tranquillità almeno alla squadra, serve questa attenzione ancora. Ora, cioè. Mattia. Diogo Neves ha capito cosa c'è da fare. Sì, perché visto che non si era alzata l'intensità difensiva, si è deciso di fare il corri e tira, allora al momento ogni tanto meglio metterla in banca. Esatto. Anche se qui vuoi fare un po' troppo, però la recupera. Vuole fare il broker. Esatto, è vero, trattandosi di banca. Mattia Baggio, attenzione, va a fare un fallo evitabile, anche se però ha evitato il contropiede. Adesso c'è il time out di Bassano e probabilmente qua chiederà negli ultimi 2 minuti un altro tipo di sforzo Nunes, un altro tipo di attenzione, anche perché può spendere solo un fallo ancora, di più no. In realtà sono 2, no? Perché è ottavo? Sì, l'ottavo, però dico uno può spenderlo, dopo il resto sarebbe va a rischiare grosso. Sempre a contare, allora, 3 falli contro da 45 secondi, la partita è vinta. Adesso Bassano forse dovrebbe fare questo cambio. Questo no, giocare proprio sul cronometro, deve lucrare sul tempo che avanza. E soprattutto si può fare negli ultimi 2 minuti, come sostieni anche tu, una difesa estremamente aggressiva e intensa. A proposito di difesa aggressiva e intensa, c'è quello dalla partita Michael Geremia, che negli anni 90 fece una finale scudetto, infatti, con il verbo dell'intensità difensiva di Roberto Zonzi. Esatto. E anno di grazia 1994 col Novara. Tanto entriamo proprio questi 2 minuti torridi da qui alla fine, vediamo. Ancora la tiene, che adesso dovrà fatalmente accelerare i ritmi. Avrebbe bisogno di un gol ora, e magari forzare i falli di Bassano e poi magari provare con Andrea Berdolin. Invece adesso recupera la sfera Crespo e Baggio. Come sarà il possesso? Credo non recupera Baggio. La conclusione era avvicinata sbagliata, riparte 1:42. C'è Andrea Berdolin, infatti, il suo artista del caso. Andrea Scuccato, che ha preso una pallina, Scuccato per terra, non si ferma il gioco. Si ferma 1:32 adesso, sì. L'ha presa addosso sul tiro di Berdolin. L'ha presa sulla coscia probabilmente, davvero sfortunatissimo. Ha la voce infortuni, Bassano è davvero sfortunatissimo stasera, botte di ogni tipo. All'altezza della coscia ci pare, adesso vediamo. No, forse sul pattino. O forse sul pattino. Caviglia, il tiro sulla ripartenza di Berdolin, l'ha preso addosso, buon per Bassano, perché quel tiro era, se passava era sanguinoso, perché non lo vedeva, Mauro non lo poteva vedere. Era coperto. Si è immolato letteralmente, Scuccato, davvero. 1:32 e adesso c'è da soffrire. Speriamo che si tratti di una botta e basta e non è mai vada a entrato toccare. Il capitano nel secondo tempo. Sì, è per quello, infatti. Nunes ha mandato in campo Nicolas Barbieri. Scuccato è veramente malconcio. Adesso è rientrato Barbieri, anche in prospettiva non solo di questo finale incandescente, ma anche della gara tra 4 giorni a San Rigo, dove ci sarà bisogno assolutamente di Andrea Scuccato e di cambi, perché comunque San Rigo è squadra che può mettere in difficoltà passando sul ritmo, almeno la gestione di Checco Marcasini sta dicendo questo. Attenzione, palla vagante, adesso Diogo Crespo, se ancora punterà alla porta, se comincerà a pensare a tenere palla, ma sembra che ci abbia ascoltato. Adesso ha deciso, ma la tiene alla grande, va a cercare il gol. Vediamo però se va a recuperare ancora. Comunque 1:10. Attenzione alla conclusione di Andrea Berdolin sui gambali di Mauro Dal Monte, che è bravo a non chiudere i gambali, altrimenti sarebbe rigore, freddo nelle circostanze.
adesso c'è la contesa, la recupera bene Diogo, vediamo, farà aggiustare il suo, assolutamente, Crespo, niente da fare, vuole il gol Crespo, però chiede troppo e apre il contropiede, poi la recupera in qualche maniera, 51 secondi. Nella finezza. Tanto vediamo che c'è Scuccato che è dolorante all'angolo, sperare una roba probabilmente più fastidiosa e grave, sperare che non ci siano lesioni, attenzione. La recupera Barbieri, 30 secondi. Bassano ce la deve fare a questo punto, tiene a provare il tutto per tutto, ma dovrebbe essere fatta. 2 gol di scarto. Adesso Bassano probabilmente dovrà preoccuparsi soprattutto dell'infermeria in vista di Sandrigo, che è l'altro match chiave. Attenzione, 11 secondi, adesso l'idea è quella di chiudere col possesso e di riassaporare il gusto della vittoria che mancava da 3 mesi, e quindi attenzione, Barbieri vorrà chiudere, e finisce così. 6-4 per Bassano, vittoria di capitale importanza, però guastata dalle situazioni di infermeria con Panizza e Scuccato da rivalutare da qui a 4 giorni, per poi c'è un match delicatissimo. E allora, ringraziando Fausto Pozzan, grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato, e diamo appuntamento per gli appassionati di hockey a questo sabato per Sandrigo Bassano, e poi per quanto ci riguarda successivamente il 19 di febbraio per Bassano Monza qui al Palazzo. Signore e signori, buonasera.